Il rientro a scuola degli studenti italiani è la sintesi di una lunga nota a firma della Segreteria Nazionale della CISL al governo Conte e alla ministra della Istruzione Lucia Azzolina. Vengono elencate numerose indicazioni e prescrizioni da adottare nelle scuole per gli studenti italiani: distanziamento, accurata pulizia dei locali e servizi igienici, consulenti ed esperti, medico competente, supporto in caso di contagio, individuazione di locali esterni all'edificio scolastico, assenza del personale e tanto altro ancora. Sono alcune delle indicazioni che, si chiede nella nota CISL, dovranno essere inserite nel protocollo con il Ministero dell'Istruzione per garantire la sicurezza ai giovani studenti. Sono tantissime le domande alle quali si cerca di dare una risposta più o meno distensiva da parte dei maggiori rappresentanti delle sigle sindacali. Come dovrà essere assicurato e quantificato, ad esempio, il distanziamento o lo spazio di spostamento dei ragazzi, considerando che nelle classi il movimento degli alunni è un dato costante e normale? Dovrà essere nello stesso modo per tutti oppure per fasce di età diverse? Come ci si dovrà muovere nelle scuole previste di mensa sui criteri di ristorazione? Quali soluzioni potranno essere adottate per i laboratori nelle scuole professionali e tecniche dove i macchinari impongono spazi di lavoro difficilmente modificabili? Chi dovrà certificare la capienza delle aule? Come sarà garantita la pulizia nelle scuole, nei bagni e nelle palestre? Come si dovrà coordinare l'utilizzo dei mezzi di trasporto in capo agli enti locali con la funzionalità del servizio scolastico? Sono tantissimi gli interrogativi sui quali ad oggi non vengono fornite risposte puntuali ed adeguate da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, scrive la CISL Scuola. Riteniamo inopportuna l'esclusione delle organizzazioni sindacali dai tavoli regionali, anche in considerazione dell'impatto delle diverse misure sul rapporto di lavoro. È necessario, conclude la nota della CISL, un intervento legislativo per limitare le responsabilità penali e civili dei dirigenti e del personale scolastico.